Ciao ragazze, sono davvero felice di fare questo video perché mi vedrete un po' giù, ieri ho acquistato molte cose, ma ne sono davvero felice, cioè sono i più belli acquisti del mondo che ho fatto fino ad oggi. Ora, il primo acquisto, ci ho comprato anche 2 o 3 cosine per la scuola e insomma no, ho comprato anche cose di beauty insomma. La prima è questa pochettina qua, morbidissima, cioè se la toccate con tutti questi cuori mega colorati avanti e dietro, dentro è mega super spaziosa e l'ho comprata sì, ma non c'è la marca, comunque l'ho comprata da Accessorize ed è magnifica, l'ho presa con 5 euro. Poi sempre da Accessorize ho comprato questo pennellino da correttore, cioè per correggere i punti neri che ho. Ovvio no, io ho i punti neri e qui non è sporco, è proprio così, è fucsia ed è morbidissimo, cioè, però io lo uso anche come sfumatura di ombretti. Questa l'avrei pagata tipo 3 euro, non di più. Poi al supermercato ho preso 4 mega bellissime cose per la scuola. Però la prima, ho comprato questa forbice della stainless steel, vabbè, comunque vi faccio vedere. Sì, al contrario, questo scritto stainless steel ed è molto bella, cioè vabbè, anche se è una forbice normale, però mi piaceva il rosa, sta qui, e taglia magnificamente magnifico. E poi ho comprato queste 2 Prit colle, cioè 2 Prit, e una è senza solvente, una è l'original, infatti sta scritto, cioè vi faccio vedere, così vi faccio vedere anche l'altra, praticamente no. Oddio, questa qui è l'original, la Brit, e quest'altra non so perché avevano 2 packaging diversi, comunque questa non so se è l'original, però intanto stavano in una scatolina tutte e 2, e la scatolina, queste 2 colle le ho pagate 6,90 euro. Poi un attimo, non è che no, si cade. Poi la cosa più bella di cui ne sono molto fiera, ho preso per la scuola sempre questo diario della Seven, ed è magnifico, cioè lo sfondo è grigio, anche dietro è grigio, e qui al lato sta scritto Seven e qui sta scritto Live Love Rock, molto bella, anche dietro sta scritto così, e dentro è magnifico, cioè guardate l'introduzione, guardate la fine, cioè e qui ci sono tipo dei foglietti che si possono strappare
e si possono mandare i bigliettini. Questo qui l'ho pagato 19,90. Sapete che la Seven è una marca buona e mi piace molto. Un attimo che metto a posto. Poi da Euronics ho preso, per me sempre, dovrei rialzare un po', questo MP Man. Così è del 33 PH 06660098, cioè, non so se leggete da qua, è fucsia perlato, alla luce viene perlato ed è touch. Questo l'ho pagato 119,90. Poi ho preso da OVS, un attimo lo apro, questo orologio viola con tutte queste fantasie e della bella addormentata di una principessa, vabbè, e insomma è bellissimo. L'ho pagato 15,90. Poi ho preso sempre da OVS questa, non so come definirla, bandana per i capelli, dietro è così, elastica, davanti è così, non so, tipo bandana, boh, con tutti questi brillantini molto carini, molto belli. Questa l'ho pagata a 5 euro, pochissimo. Poi da Accessorize ho preso 3 cose magnifichissime. Allora, la prima è questo ciondolino con la farfallina e qui ha un campanellino e la cosa è così e poi c'è il gancino qui, però mi piace la farfallina, l'ho pagata solo 1 euro. E poi per me ho preso questo portafoglio, questo è mio, leopardato, praticamente si apre così, qui ci sono i soldi, no, qui ho i miei soldi, non so se li vedete, vabbè, comunque sono 5,90 euro, vabbè. Tanto poi domani riceverò altri 50, quindi. Poi qui c'è un altro coso che si apre sempre a scatto, così, con questi 2 cosi, e praticamente qui c'è un molto bello, molto spazioso. Ci ho messo le mie foto, vabbè, già l'ho riempito. Questo l'ho pagato della, di che marca è? Cioè, vabbè, se non so di che marca è per la rovina. Non c'è scritto di che marca è. Poi comunque l'ho preso da Accessorize. Sì, non lo so. Comunque l'ho pagato 39,90. Non so se il prezzo già l'ho detto, però. L'ultima cosa è più costosa, anche più costosa dell'MP Man. Ho preso questa borsa, è molto da dirvi su di lei, e a valigia, ora è dietro così, anche la tracollina così, c'è anche il coso dietro è così. Ora ve la spiego, si apre, ora vi faccio vedere meglio, girano
è entrato un vespone. Esci, brutta vespa. Scusate. Praticamente si apre qui, si tira in su e qui qui è in vera pelle. Dentro ha molte tasche. Scusate, devo cercare di mandar via questo brutto. Oh, ecco qua. Scusate. Praticamente dentro ha molte tasche e qui c'è anche una calcolatrice. Sembra in bella. Ha molte tasche ed è veramente spazioso. Qui ha la chiave che è molto carina, vedete, per chiudere qui, magari se non ve la vogliono rubare. Comunque qui davanti anche delle tasche, si chiude così. Qui è il portatelefono che è elastico, quindi il mio telefono c'entra di sicuro. D'altra parte nulla. Qui c'è un'altra colla. Praticamente qui si apre così e ci sono varie poste dei documenti. E qui questo qui è come un portadocumenti. Sente, no, qui c'è così, e questo qui si può portare anche come un portafoglio. Basta che si chiude qui. Un attimo, vedete, basta che questi due qui si incastrano, diventa anche come pochette, insomma è molto carina. E qui ha una tasca buia, ovvio. Beh, io ci rimetto questo. No, vabbè. Questa qui l'ho pagata da Cessonet, questa qui è vera pelle, cioè guardate, non so se si vede alla luce, vera pelle, l'ho pagata, un attimo che metto qui, 157,90. Fortunatamente una fortuna meritevole. Scusate se perché qui devo. Quindi niente, spero che il video haul vi sia piaciuto. Io domani ne farò un altro, penso, perché domani mattina vado a fare compere. Io ogni giorno faccio compere. Niente, spero che il video vi sia piaciuto e vi mando un grosso bacio e ciao al prossimo tutorial. Cavolo, questo video è durato 13